Tragedia in montagna a Pontebba, 65enne trevigiano colpito da un masso durante una ferrata, precipita in un dirupo e muore. A Poschioma una residente si lamenta della messa diffusa con l'altoparlante per le restrizioni del coronavirus. Limita, dice, la libertà di pensiero, scrive alla Curia e ottiene la sospensione dell'iniziativa. Rabbia tra i fedeli. Dopo la prima serata senza multe, ieri sera 2 locali di Treviso sanzionati per aver violato la nuova ordinanza del comune, 400 euro e chiusura per 5 giorni. A Jesolo intanto maxi rissa in piazza Mazzini. Liste d'attesa congestionate dopo 3 mesi di lockdown. Il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi annuncia: programmeremo visite anche il sabato e la domenica. Intanto, 4 mesi dopo l'inizio dell'emergenza, oggi ospiti del governatore Zaia i 3 giovani medici di base premiati da Mattarella per aver deciso di sostituire a Vo i colleghi in quarantena. Il dramma di Alex Zanardi, condizioni stabili ma sempre gravi, non escluse complicazioni, la prognosi resta riservata. Intanto le testimonianze smentiscono che stesse usando il cellulare al momento dello schianto. Immondizie abbandonate e atti vandalici contro chi protesta per la situazione in via Pisa a Treviso. I residenti segnalano il degrado e chiedono aiuto al sindaco. Nel primo giorno d'estate, eventi diffusi lungo le colline del Prosecco per segnare la ripartenza, brindisi nelle piazze e musica. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali dopo l'edizione straordinaria condotta da Daniela Sizzia. Questi dunque i titoli. Quindi fra pochissimo la cronaca, prima però lanciamo un sondaggio telefonico che inizia questa sera, che lanciamo questa sera ma che continuerà anche nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali, che si concluderà domani sera a Ring dalle 21:15, come sempre il nostro talk show della politica, e torniamo a parlare di autonomia. Come vedete il nostro counter segna 973 giorni ormai dal giorno del referendum, il plebiscito per il sì. Allora ci si chiede: l'autonomia arriverà con questo governo? Ve lo chiediamo, e allora se vorrete rispondere avete queste 2 opzioni come sempre: 0422 162 6691 se secondo voi sì arriverà con questo governo, anche dopo questi blocco del tavolo per il coronavirus, oppure se secondo voi no, allo 0422 162 6690, l'opzione appunto, la seconda opzione. Come sempre le chiamate sono gratuite e non dovete preoccuparvi se sentite il telefono occupato. Nel momento stesso in cui voi scegliete il numero e chiamate, il voto viene registrato. Quindi questo sondaggio continuerà anche nelle prossime edizioni e si concluderà, avremo l'esito domani sera a Ring durante la nostra trasmissione in prima serata. Adesso la cronaca, allora, in apertura, perché il primo giorno d'estate è funestato da una tragedia che coinvolge la Marca trevigiana. Il 65enne trevigiano Pierluigi Donadon, molto noto anche per essere un esperto rocciatore, vittima però della montagna, colpito da un masso in ferrata, è scivolato per decine di metri. L'incidente è avvenuto nel comprensorio del Monte Cavallo sulle Alpi Carniche. Colpito da un masso durante una ferrata sulla via Lomasti nel comprensorio del Monte Cavallo, nella zona di Pontebba, in provincia di Udine, un 65enne coneglianese ha perso la vita intorno alle 11:30 di questa mattina. Il masso, che si è staccato dalla parete, lo ha fatto scivolare in un dirupo. Precipitato per decine di metri, è morto sul posto per le gravi ferite riportate. L'incidente è a quota 1900 metri, quando il 65enne aveva completato 2/3 della scalata. A dare l'allarme tramite GPS satellitare il compagno di cordata. L'area è sprovvista di copertura del segnale telefonico. L'SOS, transitato per le centrali americana e romana del gestore GPS, è arrivato infine alla sala operativa regionale e al soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia, intervenuto insieme a Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Complesse le operazioni di recupero della salma, completate solo nel pomeriggio dopo la constatazione di morte da parte del medico da un elicottero della Protezione Civile. Nel Bellunese nel pomeriggio un'altra vittima, questa volta di un incidente stradale all'altezza del passo Giau nel territorio di Cortina d'Ampezzo, morto nello scontro con un'auto un motociclista 29enne residente in provincia di Trento. Queste dunque 2 vittime di oggi, come dicevamo, cordoglio per la scomparsa di Pierluigi Donadon, molto noto, il 75enne coneglianese.
molto noto anche per appunto la sua esperienza di montagna. Purtroppo non è bastata l'esperienza per evitare la tragedia, colpito, come dicevamo, da un masso durante la ferrata. Un'altra notizia di cronaca, in questo caso è una tragedia sfiorata fortunatamente, un incidente intorno alle 16:20 di oggi lungo l'autostrada A27 tra il casello di Conegliano e quello di Vittorio Veneto Sud. A causare lo scontro tra 3 veicoli un'anziana di 77 anni che, stando alla ricostruzione effettuata dalla polizia stradale, stava procedendo contromano. 5 i feriti, fortunatamente non gravi, 2 trasportati in ospedale a Treviso, 3 a Conegliano. Sul posto, oltre a SUEME stradale, anche i vigili del fuoco. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo. Andiamo a Postioma di Paese, un caso davvero singolare che fa discutere nel comune in queste ore. Una residente si è lamentata della messa diffusa con l'altoparlante. Limita la libertà di pensiero, ha scritto alla Curia e ha ottenuto la sospensione della iniziativa. La Santa Messa domenicale delle 10:30, diffusa attraverso l'altoparlante del campanile, sospesa perché per una parrocchiana costituiva, secondo la spiegazione addotta dalla diretta interessata, una limitazione della libertà di pensiero. Accade a Postioma di Paese, dove l'anonima residente ha scritto una lettera alla Curia. Il vicario per la pastorale ha quindi inviato un richiamo al parroco, don Graziano Santolin, che ha dunque deciso di sospendere l'iniziativa nata durante il lockdown per far arrivare la parola di Dio nelle case, visto che in chiesa non si poteva andare. Il parroco ha riferito la vicenda durante l'omelia e nel foglietto parrocchiale, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa. Le parole della messa sarebbero di ostacolo al pensiero libero di qualche abitante di Postioma, prende atto don Graziano, che aggiunge: invito ancora una volta le persone a venire a parlare frontalmente con il sottoscritto qualora ci fossero problemi. In paese il caso fa discutere, ma la solidarietà al parroco è pressoché unanime. Noi stiamo a pochi metri dalla chiesa e anzi era un piacere ascoltarla, stando tranquillamente a casa senza avere la paura delle distanze di sicurezza, di stare attenti al metro di distanza e tutto. Era una possibilità buona, insomma, che il parroco dava. Siamo in tanti in questo mondo, quindi è possibile che qualcuno la pensi in qualche altra maniera, insomma. Non recava disturbo, ma proprio per niente. Poi oltretutto, per questa problematica del Covid era anche giusto che per chi appunto è praticante fosse ascoltata da tutti. Cioè, secondo me è praticamente gente che è lì solo per rompere le cosiddette scatole. Secondo me non è giusto che per una persona devono farne tutti a meno, semplicemente. Poteva semplicemente andare a parlare con lui se aveva questi problemi qua. Adesso non vedo tutto questo disturbo o limitazione della libertà personale nel trasmettere la messa. Non dà fastidio a nessuno, anzi alle persone che dà fastidio è meglio che vadano da un'altra parte, ed è giusto che don Graziano continui con il suo sistema che ha fino adesso. Adesso parliamo del primo fine settimana di applicazione dell'ordinanza contro la movida selvaggia. Avevamo raccontato ieri nel nostro servizio che la prima serata è andata liscia, senza sanzioni. La prima serata a Treviso era entrata in vigore venerdì, ma ieri sera invece la polizia locale ha sanzionato 2 bar del centro, uno in piazza San Vito e uno in via Trevisi, perché numerosi avventori stavano consumando bevande anche al di fuori dei plateatici. Per i 2 esercizi, sanzione da 400 euro e chiusura per 5 giorni. Il locale di piazza San Vito è stato sanzionato anche per aver somministrato alcolici a minori di 18 anni. Per il resto, fa sapere il comandante della polizia locale Andrea Gallo, c'è stata piena collaborazione da parte della stragrande maggioranza degli esercenti, alcuni dei quali si sono dotati anche di steward per vigilare sul rispetto dell'ordinanza e delle disposizioni anti-Covid. A proposito di movida, guardate cosa è successo la scorsa notte a Jesolo, in piazza Mazzini, una vera e propria movida da incubo, una maxi rissa che ha visto coinvolti numerosi giovani un po' da tutto il Veneto e ci sono stati alcuni feriti soccorsi dal SUEM 118. Le prime situazioni critiche si sono verificate intorno alle 18 lungo la spiaggia iesolana. È intervenuta la polizia e tutto sembrava tornato alla normalità, fino a quando in piazza Mazzini, poco prima delle 2:30, è scoppiato il finimondo.
Nella zona della Movida il clima di festa e allegria si è trasformato in una maxi rissa. Pugni, calci e spintoni, ragazzi che sono scappati, altri che hanno assistito allibiti. E poi a terra un ragazzo che non si muoveva, incosciente. Fortunatamente poi risultato non in pericolo di vita. Sono scattati i soccorsi. Il sabato notte Jesolano si è fermato. Il silenzio dopo la rissa è stato squarciato dalle sirene della polizia e delle ambulanze del SUAM. E sui social sono stati postati i primi filmati. Il sindaco Valerio Zoggia ha annunciato la firma di un'ordinanza chiara. Farò un'ordinanza che a una certa ora, adesso devo vedere l'anno scorso da che ora era, per vedere se è il caso anche di anticipare, in cui non si può più consumare alcol, soprattutto nelle zone dove c'è la movida, e non utilizzare bicchieri e bottiglie di vetro se non all'interno dei locali, là ci sono i controlli. Intanto in questura, attraverso i filmati, stanno identificando i giovani coinvolti nella rissa. Martedì prossimo ci sarà sicuramente un vertice con il questore per trovare delle soluzioni. Così, dice il sindaco, non possiamo andare avanti. Non solo, ma una volta identificati i ragazzi. Sicuramente chiederemo i danni perché hanno rotto anche qualche bidone di immondizie, panchine, eccetera. E dopo saranno perseguiti in base alla legge per quelli che sono i reati di disturbo alla quiete pubblica, lesioni, perché c'è qualche ragazzo purtroppo che non sono gravi perché è andato a pronto soccorso, e quindi siamo tutti quanti qua che stiamo cercando di far partire una stagione già difficile per quello che abbiamo subito tutti quanti. C'è gente che ha voglia di stare fuori, per fortuna, di divertirsi, di gustarsi un po' l'estate, e ci sono 4 deficienti che vengono qua a rovinare tutto quanto. Adesso il drammatico incidente di Alex Zanardi, condizioni stabili ma sempre gravi per il campione. Il paziente informa il bollettino medico del Policlinico di Siena, ha trascorso la notte in condizioni di stabilità cardiorespiratoria e metabolica, le funzioni sono adeguate, è sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Il neuromonitoraggio in corso ha mostrato una certa stabilità, ma questo dato va preso con cautela, dicono i medici, perché resta grave il quadro neurologico. Le condizioni attuali di stabilità generale ancora non consentono di escludere la possibilità di eventi avversi e pertanto il paziente resta sempre in prognosi riservata. Per quanto riguarda invece l'inchiesta, le testimonianze raccolte dalla procura smentiscono quanto si era ricostruito inizialmente, cioè che il campione stesse usando il cellulare al momento dello schianto per fare un video. Ne ha parlato proprio il videomaker di Perugia che ha ripreso l'incidente, Alessandro Maestrini, e che ha detto Alex Zanardi non teneva il cellulare in mano al momento dello schianto. Torniamo a parlare dell'emergenza coronavirus. Oggi 4 mesi dall'inizio dell'emergenza AVO. Intanto si assiste a un duro scontro tra virologi sulla infettività del Covid. Da una parte le parole di ieri del dottor Roberto Rigoli e poi insomma le repliche anche del professor Andrea Crisanti. È un dibattito che si trascina da tempo ma che continua proprio sulla infettività del virus. Intanto il direttore dell'ULSS 2 Benazzi, che conferma come il virus sia depotenziato, invita a fare attenzione agli assembramenti e annuncia che per far fronte alle liste d'attesa congestionate da 3 mesi di lockdown si sta ragionando di programmare visite anche il sabato pomeriggio e la domenica mattina. Chi parla dell'infettività di questo virus non sa quello che dice, perché l'infettività si misura sperimentalmente e sull'uomo non è possibile fare alcun esperimento. Senza numeri e senza misura non è scienza, solo chiacchiere. Il professor Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia e Virologia di Padova, boccia senza mezze misure le deduzioni del collega Roberto Rigoli, coordinatore delle microbiologie del Veneto, che basandosi sui 60.000 tamponi effettuati a giugno ha affermato che il virus si sta spegnendo. Rigoli non ci sta e ribatte punto su punto, affermando che comunque il confronto aperto tra tutti rappresenta l'unica via per contrastare il Covid. Più che confronto assomiglia a uno scontro, ma tant'è. Il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, accoglie con favore la disamina di Rigoli.
oggi il virus è depotenziato. Noi ci auguriamo che questo depotenziamento vada verso l'annullamento completo e quindi si possa dire ad ottobre che tutto è finito. È chiaro che bisogna tenere la guardia alta e bisogna cercare di evitare promiscuità. Una delle prove della minore aggressività del virus è che all'ex caserma Serena si contano solo 2 contagiati, entrambi già dimessi. La quarantena per gli ospiti è finita oggi e i nuovi tamponi sui contatti più stretti sono tutti negativi. Preoccupano semmai altri scenari, come gli assembramenti nelle località balneari. È vero che è passata questa virulenza, il virus è poco, però credetemi, dobbiamo cercare comunque di rispettare almeno le norme del distanziamento. Quel metro o la mascherina, ma se non abbiamo la mascherina almeno rispettiamo il metro, in modo tale da poter fare in modo che il virus non torni più tra di noi. Infine il nodo dei CUP, delle prenotazioni delle prestazioni sanitarie e di quelle 40.000 sospese durante il lockdown. Stiamo ragionando con i nostri medici per lavorare anche il sabato pomeriggio e magari anche la domenica mattina, soprattutto le radiologie. Voglio dire ai cittadini trevigiani: abbiate un po' di pazienza, stiamo lavorando per risolvere anche questo problema. Intanto, a proposito di Covid-19, oggi al punto stampa del governatore Zaia, governatore che ha ribadito come domani parlerà e presenterà le linee guida del trasporto pubblico, ma soprattutto delle case di riposo, quindi un appuntamento importante anche domani. Oggi al punto stampa del governatore protagonisti assoluti, i 3 giovani medici di medicina generale, i medici di famiglia. Il loro impegno a Vo nei giorni, nelle settimane da incubo della zona rossa sono stati premiati dal capo dello Stato Mattarella. Noi dovevamo proteggere la roccaforte, cioè noi dovevamo arginare tutto quello che era gestibile a domicilio, cioè fermare, evitare l'intasamento degli ospedali, e quindi noi eravamo la cinta muraria, quindi solo quando la cinta muraria è forte ed è continuamente rinforzata, allora anche la roccaforte può resistere. La roccaforte da salvare, i camici bianchi a fare da muro. 4 mesi esatti da quel fatidico 21 febbraio a Vo, e a parlare sono i 3 giovani eroici medici premiati dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Stiamo parlando di giovani medici che si occupavano della continuità assistenziale, guardie mediche, che nel momento in cui c'è stato bisogno di loro hanno risposto subito presente, come li ho chiamati io dei riservisti. Tutti e 3 sono andati a Vo a sostituire colleghi che si erano ammalati. Maria Teresa Gallea, Luca Sostini, Paolo Simonato, storie di chi non ci ha pensato un attimo. Ho alcuni miei assistiti residenti a Vo, quindi ero maggiormente preoccupato perché quando sentivo dire che è rimasto senza medici, che chiudevano la città, mi preoccupavo per capire come poter dare assistenza. Quando poi sentivo che veramente c'era l'intera città senza medici, subito allora ho scelto di appunto aderire. Il lavoro nella zona rossa, momenti più delicati con i bimbi e con gli anziani, come una 85enne con un principio di demenza trovatasi isolata. E il caso di questa signora era una signora di 85 anni la cui figlia abitava nel comune limitrofo e che quindi quotidianamente era abituata ad andarla a trovare, e all'improvviso la figlia non poteva più andare lì per 2 settimane. Nonostante la figlia al telefono le ribadisse quella che era la situazione, il fatto che comunque non potesse andarla a trovare perché c'era comunque questa situazione di chiusura, e la signora apparentemente sembrava capire, poi ha avuto uno scompenso. E mi hanno chiamato i familiari allertati una mattina dicendo se potessi andarla a visitare a casa per vedere un po' come stava. E poi la naturale paura del contagio. Sono sempre stato a casa mia, in camera mia, non ho interagito con i miei familiari, con nessuno, quindi ho vissuto un po' da recluso, come se fossi io stesso malato. Giovani eroi, giovani medici, in prima linea. Hanno dimostrato di avere conclamato e confermato il giuramento di Ippocrate, magari a differenza di qualcun altro che se l'è dimenticato. E chissà da chi era diretta questa frecciata. Intanto, lo sapete, Zaia da giorni chiede che venga ufficializzata la data delle elezioni regionali, da quella finestra 15 settembre e 15 dicembre. Si va verso comunque il 20 di settembre, come ormai da giorni si dice, e c'è un altro fronte però da gestire, cioè la proposta di spostare i seggi fuori dalle scuole, una proposta un po' trasversale sia dal centro-destra che dal centro-sinistra. Il Viminale ci sta lavorando, ma per il sottosegretario al Ministero dell'Interno Achille Variati, che abbiamo raggiunto stamattina in diretta, la gestione del nuovo scenario, che sarebbe affidata ai comuni, rischia di essere molto complicata. Sentiamo le sue parole.
Non credo sia realistico tra il 21 di giugno e il 20 di settembre riuscire a fare un'operazione complessa in cui in tutti i comuni si allestiscano seggi in luoghi diversi dalle scuole. Perché veda, le scuole sono anche vicine, no? Uno deve andare a votare in un luogo vicino, se no scoraggiamo il voto, e questo sarebbe una cosa molto negativa. Quindi dobbiamo fare in modo che se spostiamo il seggio sia in un luogo pubblico, dice la legge, abbastanza vicino alla scuola. È possibile fare tutto questo, attenzione, perché ciascuno di noi ha una scheda, un certificato elettorale dove c'è scritto, la targhetta dice: lei, signor Rossi, deve andare a votare presso il seggio numero, sito, quindi dobbiamo cambiare tutte le etichette. Allora, cosa realisticamente sarà possibile fare? Noi faremo come Viminale, ci stiamo lavorando, avremo un incontro molto importante con i comuni martedì, in videoconferenza a Roma, con l'ANCI, e chiederemo ai sindaci, a ciascun sindaco, anche del nostro Veneto, se il sindaco che sa dove lui ha i seggi, se un sindaco ha un'idea e dice: io potrei liberare quella scuola elementare, quella scuola media, potrei togliere il seggio e lo vorrei mettere nella palestra, nel cinema, nella sala civica che ho a poca distanza. Bene, con la collaborazione attraverso i prefetti, lo Stato darà l'autorizzazione e aiuterà anche a delle spese aggiuntive che ci saranno. Però deve partire dal basso, ma pensare che tutti i 54.000 seggi siano in tutti i comuni spostabili dall'oggi al domani, secondo me non è assolutamente realistico. A proposito di governo, in diretta in questo momento il Presidente del Consiglio Conte che fa il bilancio degli Stati Generali dell'Economia. Sentiamo alcuni passaggi. E parlando di forza, permettetemi di rivolgere un pensiero, di mandare un abbraccio ad Alex Zanardi per il suo coraggio, la sua forza d'animo, la sua capacità di resilienza. È l'esempio della migliore Italia, che sa esprimere non solo grandi campioni ma grandi uomini. È un eroe del quotidiano che in questo momento sta affrontando l'ennesima avversità, grande prova. Siamo con lui. È stato un confronto all'insegno della concretezza, della franchezza, della operosità. Ci siamo detti tante cose, abbiamo parlato di progetti concreti, ci siamo detti anche cose che non vanno. Ieri ho incontrato in particolare anche singoli commercianti, ristoratori, estetiste, operatori del turismo, scegliendoli tra quelle tantissime lettere, email che mi erano arrivate, che mi sono arrivate in particolare durante il periodo del lockdown. Ovviamente abbiamo discusso su due piani diversi. Abbiamo parlato di alcune misure che servirebbero nell'immediato. Ho spiegato che il governo continua a monitorare la situazione attuale, l'emergenza economica, sociale che stiamo vivendo, ma ho spiegato anche che abbiamo presentato il piano del rilancio, una bozza di piano che abbiamo elaborato nei giorni precedenti alla consultazione nazionale con i ministri, lo abbiamo condiviso anche con i gruppi parlamentari delle forze che sostengono la maggioranza, quindi una versione già sufficientemente definita. Ci siamo confrontati su quel che abbiamo attraversato, su quel che abbiamo vissuto, ma abbiamo rivolto anche lo sguardo tutti insieme al futuro. Questo pomeriggio, qualche ora fa, Alessandro Baricco ha fatto un discorso molto bello, tra gli altri, tra i tantissimi bei discorsi, belle interlocuzioni che abbiamo avuto. E ha espresso un concetto molto suggestivo. Liberamente utilizzo le sue parole, provo a riassumere anche il suo pensiero. Abbiamo, attraversando questi mesi, aperto all'impossibile il panorama della nostra mente. Abbiamo allargato all'impensabile il raggio della nostra azione. Il piano di rilancio, vedete, non è un semplice raccolta di riforme. Ci siamo resi conto in questi giorni, confrontandoci con tutte le componenti del Paese, che non è affatto
sufficiente riformare il Paese. Noi dobbiamo reinventare il Paese che vogliamo, perché quella che abbiamo vissuto è stata una esperienza troppo dura e quella che stiamo affrontando una sfida troppo impegnativa per accontentarci di qualche semplice riforma. Questo dialogo peraltro ci rafforza me e tutti i ministri che con me hanno intensamente lavorato per questo progetto, ci rafforza negli obiettivi. Queste le parole, allora avete sentito, state sentendo insomma le parole di Conte che sta facendo un po' il bilancio di questa settimana di Stati Generali e la parola chiave è appunto reinventare il Paese. Poi ovviamente vedremo maggiori informazioni anche del discorso del Premier nelle prossime edizioni. Tira un po' le fila di questi Stati Generali di cui si è molto discusso in questa settimana, molti hanno criticato dicendo una settimana insomma di dibattito poco concreto, altri invece sostengono ovviamente nella maggioranza l'importanza di sentire un po' tutte le parti in causa. Avete sentito anche il messaggio ad Alex Zanardi. Tra i messaggi, tra le richieste che arrivano al governo c'è anche quello delle agenzie di viaggio che stanno ripartendo ma che hanno bisogno evidentemente di aiuto. Allora il servizio sulle agenzie di viaggio e la ripartenza appunto verso il turismo. Sì, buongiorno signora. Certo signora, siamo aperti con piacere. Ci trova tutti i giorni dalle 9 alle 13 oppure il pomeriggio su appuntamento. Da questo mese inizia la ripartenza, le prime telefonate confermano il trend positivo. Il turismo ha subito una battuta d'arresto non indifferente, ormai è risaputo. Quello che non tutti sanno però è che le agenzie di viaggio invece non si sono affatto fermate. In questi mesi di lockdown infatti il lavoro è continuato anche da casa in smart working. Un modo per restare vicini ai propri clienti e, sorpresa ancora più incredibile, anche vicino a chi aveva deciso di partire in autonomia e poi si è trovato bloccato all'estero per via del Covid. Nell'agenzia di Lidia Pagnanini hanno aiutato a tornare a casa dall'estero molti trevigiani, dai ragazzi in Erasmus fino ai viaggiatori fai da te, chi bloccati in Brasile, chi negli Stati Uniti. Una cosa positiva che è emersa da tutta questa situazione è che tanti clienti, tante persone che prima si rivolgevano comunque ai canali online per l'acquisto di pacchetti, voli, soggiorni, adesso hanno capito, hanno riconosciuto l'importanza, la garanzia e il servizio che dà un agente di viaggio e sono rientrati dalle nostre porte. Il lavoro nelle agenzie da questo mese sta iniziando fortunatamente ad aumentare. I trevigiani vogliono tornare a viaggiare. Le prenotazioni in maggioranza scelgono il territorio italiano per non rischiare imprevisti riguardo a cancellazioni di voli o blocchi causa Covid. Ecco allora che le agenzie hanno accantonato le mete all'estero proponendo le classiche spiagge del sud Italia e delle isole. Noi abbiamo aperto nuovamente l'agenzia il 3 giugno, dopo appunto 3 mesi di chiusura totale, quindi di fermo di ogni attività, con conseguenti cancellazioni e spostamenti dei vari viaggi organizzati. Non possiamo dire sicuramente che c'è l'affluenza degli anni passati, ma comunque qualcosa inizia a muoversi. I prezzi si sono alzati come tutti gli anni anche per via delle spese di sanificazione necessarie, ma molti si augurano di utilizzare il bonus vacanze, un ulteriore modo per promuovere di più il nostro paese. Gli addetti ai lavori nel frattempo chiedono al governo le giuste attenzioni per garantire la ripresa del settore. Cerchiamo di non essere più invisibili, cerchiamo aiuti concreti, quindi un bel fondo perduto, un bel sostegno alle nostre imprese. Allora, torniamo un attimo a Villa Pamphili per sentire ancora qualche passaggio della conferenza stampa del Premier Conte. Abbiamo messo a fuoco anche questo progetto in questi giorni. Nascerà il più grande centro al mondo di cattura e stoccaggio di CO2. Quindi avremo l'energia blu e l'idrogeno integrale. Poi ancora, per quanto riguarda l'Italia, il terzo pilastro, l'Italia più inclusiva. Qui ci siamo resi conto che dobbiamo dare impulso, tantissimi, quasi tutti ci hanno chiesto un cuneo fiscale e la riduzione del cuneo fiscale con beneficio per i lavoratori e dovremmo cercare di intervenire. Già a luglio, sapete, avevamo predisposto una misura e quindi è una direzione giusta che dobbiamo perseguire. Dobbiamo poi, tantissimi progetti hanno riscosso un grande sostegno, un grande appoggio,
per quanto riguarda un'Italia più inclusiva. Ve ne dico alcuni: contrasto alla povertà educativa dei nostri giovani, dei nostri ragazzi. Abbiamo consapevolezza, è emersa piena consapevolezza che bisogna investire tantissimo nell'università, ricerca nella scuola. Tra i tanti progetti, un progetto solido, nazionale, per garantire la formazione continua dei lavoratori ma anche dei professionisti. Altrimenti non riusciremo mai a recuperare il gap di produttività che abbiamo con gli altri paesi. Occorre una formazione anche dirigenziale diffusa, non solo nel privato, anche nella pubblica amministrazione. Un progetto che delle volte sono stati portati anche dei progetti a cui noi avevamo sentito pensato. Dunque altri passaggi della conferenza stampa, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio al termine di una settimana di lavori degli Stati Generali dell'Economia a Villa Pamphili in queste ore. Adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo alla cronaca, torneremo a parlare del rogo di Paese. Rieccoci in diretta. Allora andiamo a Paese, dove il Comune ha proclamato il lutto cittadino per i funerali domani pomeriggio di Franca Fava e l'amica Fiorella Sandre, morte nel terribile rogo di Castagnole. Serrande abbassate e silenzio. L'amministrazione comunale di Paese ha proclamato il lutto cittadino per domani, quando saranno celebrati i funerali delle 2 vittime del rogo della villetta di Castagnole, Franca Fava e Fiorella Sandre. La celebrazione comune è fissata alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Paese. Il corteo con le 2 salme partirà alle 15 dall'obitorio di Treviso, una comunità ancora sotto shock. Inviterò appunto agli esercizi commerciali, ma anche a tutti i cittadini, per l'intera durata della funzione funebre, che partirà appunto dalle 15:30 domani, di riservare silenzio, abbassare le saracinesche se possibile, e noi metteremo appunto la bandiera a mezz'asta per tutta la giornata. Intanto continuano le indagini affidate ai carabinieri di Montebellune e alla polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco di Treviso, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica del rogo. Il marito di Franca, Sergio Miglioranza, 69 anni, è iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. Intanto le guardie zoofile hanno recuperato la giovanissima Rottweiler sopravvissuta allo spaventoso incendio che ha distrutto la villetta. Il cane, che le guardie hanno chiamato Penelope, visto che non aveva un nome, è stato affidato all'associazione La Casa di Dora di Spresiano, mentre un altro cane, un pastore tedesco femmina, è stato portato da un'altra parte. Di nuovo a Treviso adesso per parlare di una situazione di degrado che non va giù ai residenti dell'area attorno a Via Pisa. La segnalazione arriva da un cittadino, siamo andati a controllare appunto com'è la situazione. Ci sono anche i topi, ma belli grossi anche, che corrono, e che non fai a tempo a riprenderli col cellulare, ma volentieri, se riusciamo in qualche modo a riprendere. Ovviamente i topi non ti fanno niente, riprendere le persone è più un problema, perché se le riprendi rischi grosso, ecco, in tutti i sensi. Nelle aree a ridosso di Via Pisa, protestare contro chi lorda spazi pubblici abbandonando ogni tipo di rifiuto fuori dai contenitori può costare caro. Atti vandalici sulle auto parcheggiate o vere e proprie aggressioni verbali. Per questo motivo quasi tutti i residenti chiedono di non essere riconoscibili mentre denunciano la situazione con cui convivono da troppo tempo. Cosa proprio non è più sopportabile? Questo degrado a cui ci costringono, perché non eravamo abituati. Lei vede che bel parco, che bel verde abbiamo, la zona è tranquillissima e comunque siamo vicini al centro, per cui è difficile. Ci dicono cambiate casa, ma perché cambiate casa? Però una situazione del genere, mi dica lei, ci sono uova, c'è di tutto, mosche e ci sono anche topi. Io mi faccio in 4 per fare la differenziata, a questo punto non paghiamo nessuno e via. Nessuno passa a pulire. Perché secondo lei in questo momento è una situazione degradata? Perché qua comunque non ci sono telecamere, non c'è sorveglianza, ok? E io questo non dico che è una zona perché ci sono extracomunitari o meno, perché ci sono molti italiani che lo fanno. Addirittura ci sono delle persone italiane che portano i cani ai giardinetti e non raccolgono neanche la cacca, quindi, aperta e chiusa parentesi, questa è una situazione che deve finire. Quando ci sono persone che veramente vengono da fuori,
vengono, girano, scaricano e se ne vanno. C'è gente sicuramente che non ha i cassettoni, c'è gente non regolare che deve essere controllata. Per questo chiedono che i responsabili vengano multati in modo esemplare. Sindaco, lei in campagna elettorale si era impegnato a risolvere questa situazione, la aspettiamo, venga qua. Vedremo allora quale sarà la risposta del sindaco Mario Conte. Adesso torniamo a parlare invece del latte veneto e della situazione delle nostre stalle, appunto nella Marca trevigiana, stalle che si stanno misurando con i riflessi del contagio sulla produzione e sul consumo. Quello che stiamo affrontando nel lattiero caseario sia veramente un esempio di invasione delle multinazionali straniere nei nostri marchi, nel nostro comparto. La denuncia arriva dall'Associazione dei produttori di latte del Veneto, che chiedono maggiore tutela di tutta la filiera dalle stalle ai caseifici. Un comparto importante dell'agricoltura, non solo della nostra regione. Ricordiamoci che a livello nazionale il comparto lattiero caseario ha un fatturato più grande di quello del vino. L'intervento durante l'assemblea della latteria di Soligo, che anche quest'anno ha puntato a mantenere sopra i 40 centesimi per litro il compenso agli allevatori. Ma è quasi una mosca bianca nel mondo lattiero caseario, dove i grandi marchi italiani sono nelle mani delle multinazionali che utilizzano latte estero, spuntando prezzi impossibili per i produttori di casa nostra. Loro hanno capito che il futuro nell'alimentare è molto importante e ci credono molto di più. Noi non riusciamo a fare quello che molte multinazionali fanno perché probabilmente non abbiamo il potere economico. Per questo la soluzione sta sì nell'aggregazione con abbattimento dei costi fissi senza abbassare la qualità, ma anche e forse soprattutto nella diversificazione dell'offerta. E l'esempio lo dà il Grana Padano, che quest'anno avrà la produzione contingentata, mettendo in difficoltà tante stalle lombarde. La Lombardia, nonostante il Grana Padano, che in questo momento purtroppo è in difficoltà, non riescono a tenere il prezzo come il nostro territorio in qualche maniera sta facendo. È perché noi comunque abbiamo inventato tante alternative. Mi viene in mente la Cassatella, mi vengono in mente per quello che riguarda la montagna del Piave, ma negli anni noi queste cose le abbiamo cercate. La qualità prima di tutto per essere diversi dagli altri. Nuovo appuntamento come ogni domenica con i segni della nostra storia, sempre con Lucio Zanato, il suo esperto di storia cittadina, alla scoperta dell'origine dello stemma della città di Treviso. Se un segno del passato di Treviso sono le 3 torri della Loggia dei Cavalieri, quello più evidente e soprattutto attuale è lo stemma della città. Campeggia sulla bandiera sulla sommità della Torre dei 300, ma anche all'interno del sigillo, simbolo dell'intera Marca trevigiana. Ma pochi sanno l'origine e soprattutto l'utilità di questo simbolo della nostra storia. Come si passa dalle 3 torri allo scudo trevigiano? Beh, il passaggio è nel momento in cui noi abbandoniamo la fedeltà a Federico Barbarossa. Nel 1164 noi siamo stati alleati fedeli di Federico Barbarossa e abbiamo combattuto a fianco dei tedeschi contro i milanesi, vincendo fra l'altro dalla parte dell'imperatore. Dopodiché si è costituita la Lega Lombarda e via dicendo, noi abbiamo aderito alla Lega Lombardo, quindi abbiamo cambiato diciamo così, il nostro collocarci politicamente nell'ambito del momento e siamo diventati i nemici dell'imperatore. Allora all'epoca le città che aderivano alla Lega Lombarda avevano quasi tutte come stemma una croce. Bianca in campo rosso, rosso in campo bianco e via dicendo. Treviso ha scelto di avere la stemma, diciamo, argento, croce d'argento in campo rosso, per distinguersi da Vicenza, con 2 stelle. Quindi i colori di Treviso sono rosso e bianco e azzurro. Colori e scudo però troppo simili ad altre città e quasi identico a Vicenza, se non fosse per delle stelle per le quali il professor Fassetta ha qualcosa da dire. Con stelle, non stelline, non sputacchietti come le hanno ridotte adesso, con stelle che occupano i 2 quadranti sopra il braccio trasversale della croce, una croce latina. Una sottolineatura per chiarire che il vero stemma di Treviso è incastonato sul Palazzo dei 300 e un'altra sempre sulle stelle per ricordare l'antica diffidenza dei trevigiani con i cugini della città ai piedi di Monteberico. Noi abbiamo inserito le stelle forse anche un po' dopo della nostra presenza a Legnano, quando ci siamo accorti che si poteva far confusione fra noi e i vicentini, e non è che poi ci teniamo molto, ecco.
Parola d'ordine ripartenza in questo primo giorno d'estate. Allora c'è stata il brindisi e al solstizio con prima di tutto questa mattina in Maga Marieca, Valdobbiadene, il concerto della banda cittadina Sergio Dal Fabbro, con i tanti spettatori insomma, che hanno assistito a questo evento importante, insomma, il concerto, ma anche questa specie di merenda all'alba per salutare l'inizio dell'estate nella zona delle colline del Prosecco, e poi il concerto appunto in canto del solstizio. Vedete il sindaco di Valdobbiadene, appunto un appuntamento per dare il via insomma a questa estate, sperando appunto nella ripartenza nelle colline del Prosecco, che sono patrimonio UNESCO, patrimonio dell'umanità UNESCO. E parola d'ordine ripartenza è stata anche quella, e ci spostiamo per un attimo a Venezia, della Vogada della Rinascita, oltre quasi 200 imbarcazioni appunto che si sono ritrovate in Canal Grande, e l'avevamo annunciato nei giorni scorsi. Lo vediamo le immagini più belle di questo evento veneziano nella nostra copertina. E adesso altri video, altre emozioni, questa volta sono diverse, sono quelle dei bimbi in TV. Allora stasera i video di Aurora e Amanda di Resane e Safira ed Eleonora di Monselice. Effetto vitamina, mangiate calde con ragù, mi fanno il pieno per 6 giorni anche. Vi ricordo allora di mandarci i vostri video come sempre al 351 175 5340 per appunto raccontarci le giornate viste attraverso gli occhi dei vostri bimbi. Vi ricordo infine in chiusura il nostro sondaggio lanciato all'inizio di questo telegiornale, che continuerà nelle prossime edizioni, e il risultato poi lo daremo a Ring domani sera. L'autonomia arriverà con questo governo oppure no? Se per voi è sì, quello è il numero da chiamare, 0422 162 6691, se per voi è no, 0422 162 6690. La chiamata è gratuita, lo squillo diciamo è gratuito, e se trovate occupato non preoccupatevi, il vostro voto viene registrato nel momento in cui voi chiamate il numero. Adesso pochi istanti di pubblicità, il meteo, pochi istanti di pubblicità, e poi ritorniamo in diretta con Daniela Sizia.
Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati. Benvenuti al Meteo. Inizio di settimana accompagnato ancora dalla presenza dell'anticiclone, dunque bel tempo sul nostro territorio. Il dettaglio di lunedì 22 giugno. Sul Veneto condizioni di alta pressione, sarà una giornata con il sole assoluto protagonista sulla nostra regione, cielo sereno o al massimo velato, non sono previste piogge. Temperature ancora in lieve aumento, minime tra i 14 e i 20 gradi, per quanto riguarda le massime invece la colonnina di Mercurio arriverà a segnare i 32 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tempo asciutto e stabile con ampio soleggiamento su tutti i settori, anche qui cielo sereno o velato. Temperature minime fino a 20 gradi, massime tra i 28 e i 29 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, non cambia la situazione con tanto sole su tutti i settori, qualche addensamento ma in genere sarà innocuo. Temperature minime sui 16 gradi, massime fino ai 30 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati.